L'ultimo quadrato. Alcuni quadrati della guardia, immobili nell'impetuosa corrente della disfatta, come le rocce nell'acqua che scorre, resistettero fino a notte. Scendeva la notte e con lei la morte. Essi attesero la duplice ombra e, incrollabili, se ne lasciarono ravvolgere. Ciascun reggimento, isolato dagli altri, rotto da ogni parte, periva per conto proprio. Per questa azione estrema, alcuni avevano preso posizione sulle alture di Rossomme, altri nella pianura di Mont-Saint-Jean, e colà, abbandonati, vinti e terribili, quei sinistri quadrati finivano in una grandiosa agonia. Ulm, Wagram, Jena e Friedland morivano con essi. Al crepuscolo, verso le 9 di sera, sul limite inferiore della spianata di Mont-Saint-Jean, ne rimaneva uno. In quella valletta funesta, ai piedi di quel pendio superato dai corazzieri ed ora inondato dalle masse inglesi, sotto i fuochi convergenti della vittoriosa artiglieria nemica, sotto una spaventosa densità di proiettili, quel quadrato lottava. Era comandato da un oscuro ufficiale chiamato Cambronne. Ad ogni scarica il quadrato si faceva più piccolo e rispondeva, ribattendo alla mitraglia con la fucileria e restringendo sempre più i suoi 4 muri. Da lungi i fuggiaschi, quando si fermavano a riprender fiato, udivano nelle tenebre quel sinistro suono decrescente. Quando quella legione non fu più che un manipolo, quando la loro bandiera non fu più che un brandello, quando i loro fucili senza munizioni non furono più che bastoni e il mucchio dei morti fu più grande del gruppo dei vivi, vi fu fra i vincitori una specie di terrore sacro intorno a quei sublimi moribondi. E l'artiglieria inglese, riprendendo fiato, tacque. Fu una specie di tregua. Quei combattenti avevano intorno ad essi come un formicolio di spettri, profili d'uomini a cavallo, nere sagome di cannoni, mentre attraverso le ruote e gli affusti scorgevano il cielo ormai sereno. La colossale testa da morto che gli eroi intravedono sempre nel fumo dello sfondo della battaglia andava avanzando su di essi e li guardava. Poterono sentire nell'ombra crepuscolare che venivano caricati i cannoni, mentre le micce accese, simili ad occhi di tigre nell'oscurità, formavano un cerchio intorno alle loro teste e tutti i cannonieri delle batterie inglesi si avvicinavano ai cannoni. Ed allora, commosso, tenendo sospeso su quegli uomini il minuto supremo, un generale inglese, Colville secondo alcuni, Maitland secondo altri, gridò loro: Arrendetevi, valorosi francesi! Cambronne rispose: Merde! Poiché il lettore francese ci tiene ad essere rispettato, la parola forse più bella che un francese abbia mai detto non può essergli ripetuta. È vietato scaricare il sublime nella storia, ma a nostro rischio infrangiamo questo divieto. Dunque, fra tutti i giganti, vi fu un titano.
Cambronne. Dire quella parola e poi morire, cosa v'è di più grande? Poiché voler morire è morire, e non fu colpa di quell'uomo se mitragliato sopravvisse. Colui che ha vinto la battaglia di Waterloo non è Napoleone messo in rotta, non è Wellington che alle 4 ripiega e alle 5 è disperato, non è Blücher che non ha affatto combattuto. Chi ha vinto la battaglia di Waterloo è Cambronne, perché fulminare con una parola simile il nemico che v'uccide significa vincere. Dar questa risposta alla catastrofe, dire una simile cosa al destino, dare codesta base al futuro leone, gettare codesta ultima battuta in faccia alla pioggia della notte, al muro traditore d'Hougomont, alla strada incassata d'Ohain, al ritardo di Grouchy e all'arrivo di Blücher. Essere l'ironia nel sepolcro, fare in modo di restar ritto dopo che si sarà caduti, annegare in 2 sillabe la coalizione europea, offrire ai re le già note latrine dei Cesari, fare dell'ultima delle parole la prima, mescolandovi lo splendore della Francia, chiudere insolentemente Waterloo col martedì grasso, completare Leonida con Rabelais, riassumere questa vittoria in una parola impossibile a pronunciare, perder terreno e conquistare la storia, aver dalla sua dopo quel macello la maggioranza. È una cosa che raggiunge la grandezza eschilea. La parola di Cambronne fa l'effetto di una frattura, la frattura di un petto per lo sdegno, il soverchio dell'agonia che esplode. Chi ha vinto? Wellington? No, perché senza Blücher era perduto. Blücher non avrebbe potuto finire e quel Cambronne, quel viandante dell'ora estrema, quel soldato ignorato, quell'infinitamente piccolo della guerra, sente che lì v'è una menzogna e, straziante aggiunta, una menzogna in una catastrofe. Nel momento in cui esplode di rabbia gli offrono quella derisione che è la vita. Come fare a non scattare? Ma ora devo andare perché il palazzo chiude.